Seguirà fino al 12 giugno. Formula 1, la Ferrari cambia uno dei suoi piloti. Dal 2021 Sebastian Vettel lascia. Marco Frangelli. Neanche un chilometro in pista, ma la Ferrari fa già un sorpasso verso il futuro. Alla fine del 2020 Sebastian Vettel lascerà Maranello. A 32 anni, 4 campionati del mondo con la Red Bull, 14 vittorie con il Cavallino. Non è stata una decisione facile, Vettel è nella nostra storia, dice il capo della scuderia Binotto. Non c'è stato un motivo specifico, abbiamo scelto strade diverse. Vettel aggiunge, non siamo in sintonia, non c'è più la volontà di andare avanti insieme, nessun problema di soldi. Insomma, le frasi tipiche di qualsiasi divorzio consensuale. Vettel continuerà a guidare la Ferrari fino a dicembre, ammesso che parte il campionato, mentre si sceglie chi dovrà prendere il suo posto accanto a Leclerc. Favorito lo spagnolo Carlos Sainz Jr., figlio di un mito dei rally, corre per la McLaren, 26 anni. Come alternativa Daniel Ricciardo, 30 anni, ora alla Renault, australiano di origini italiane. Decisione attesa a giorni. Una coppia comunque più giovane, nel segno di una Ferrari che guarda avanti per tornare a vincere. Dai, forza Ferrari! 25